Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi siamo su un gioco molto particolare, Virtual Skipper 5. Sapete che sono appassionato di simulatori, volo, treni, barche, cavolote varie. Questo è un simulatore di barche a vela, stupendo, a mio parere, grafico eccezionale e gameplay stupendo. Ecco ragazzi, faccio una gara singola, se vi piace posso fare un campionatino, perché le Olimpiadi non le faccio proprio subito, perché ho appena finito le estive, già quelle invernali d'estate sono un po' un vaneggio. Tattica media, ok, quindi ecco, aspettiamo un attimo per fare l'Italia magari contro, diciamo, Spagna. Aspettiamo un attimo per le Olimpiadi invernali. Intanto vediamo questo gioco che secondo me è bellissimo, può sembrare statico ma non lo è ragazzi. Vi spiego un attimo le regole di fondo. Allora, adesso praticamente devo andare verso sinistra e poi ho 2 minuti e 50 per praticamente superare la linea nel momento giusto, perché se la supero prima ho la penalità, se la supero dopo sono in ritardo e quindi l'avversario me lo mette in quel posto. Adesso per esempio come vela uso fiocco perché la velocità del vento è superiore di 18 nodi, se è inferiore invece si usa Genoa, e lo spinnaker asimmetrico invece si usa quando hai il vento dietro. So chiaramente ho il vento dietro, però in realtà non è che devo fare niente, perché devo semplicemente fare la prepartenza, insomma la pre-gara, ecco, per arrivare giusto dopo alla linea di partenza. Questo qua ragazzi è bellissimo secondo me, cioè, ma non tanti, ci sono sempre giochi di nicchia, no? Come quello delle Olimpiadi, robe così. Secondo me sono proprio i giochi più belli questi, cioè i giochi scontati, sì, per carità, certi sono stupendi, però a volte è anche bello variare con dei giochi un po' diversi. Qua per esempio, ecco, in questo momento io ho la precedenza, quindi se io vado a toccare la Spagna, a lui la penalità, quindi deve fare un giro su se stesso per una volta o 2 o 3 in base a quante penalità. Adesso vediamo se riesco già a fregarlo, che è difficile. Adesso a lui la priorità perché la barca è rossa, quindi adesso non devo colpirlo, se no ce l'ho in quel posto. Ragazzi, graficamente è stupendo, guardate che roba, ok. 1 minuto e 18, ok, e andiamo. Ci siamo secondo me, vediamo dov'è la Spagna. Ok, 55 secondi. Ecco, questa vela sopra lo spinnaker praticamente serve per rigidirla, e così se sono vicino alla linea la barca va più lenta e posso superare la linea, insomma, in maniera giusta, senza superarla prima, che se no hai la penalità. Aspetta 7 secondi, ai qua, blocchiamo un attimo le vele. Sicuramente non è una gran partenza, porca miseria. Sto facendo la cagata, eccola qua, il comando non gioca da tanto, quindi mi scuso, ma niente, partenza a 9 secondi. 5, 4, non superarla, il comandone, non superarla. Ok, vabbè, comunque partenza non diciamo ottima, tutta di merda, vabbè, dobbiamo recuperare adesso, abbiamo 3 secondi di distacco, però lui ha anche una velocità maggiore, sono sicuro. Andiamo con lo zoom grande. Eccola, là c'è la Spagna, ok. Sul radar mi dà in vantaggio. Ha già trovato anche la pioggia. 18 e 7 il vento di nodi, quindi ancora vai di fiocco. Ragazzi, il gioco sembra noioso, però è sicuro che giocato non è così, Perché comunque siamo là e qua basta un errore e hai perso la gara, C'è anche una difficoltà bella tosta, così
ci divertiamo di più. Dai che sono contro. Proviamo a fare una mossa di questo genere. È un po' rischiosa, perché sono... Aspetta la boa, vediamo. Insomma, vabbè. Che vorrei tenermi davanti. Italia è sempre prima secondo il radar. Il vento qua mi cambia ogni secondo direzione, devo sempre correggere la rotta. 18,7 i nodi, 9,3 nodi la velocità di crociera. La Spagna è in testa adesso di 3 secondi, quindi niente. E ha anche la priorità. Bene, questo proprio non ci voleva, quindi non posso neanche tentare la penalità, perché se colpisco la barca spagnola che si è perso. Ma non gioco da troppo. Infatti alle Olimpiadi potevo fare anche la vela con questo gioco qua, oltre che il ciclismo, il calcio e il tennis. E niente, mi devo spostare qua, so cazzi, adesso perdo anche il vento. Porca puttana, adesso mi toglie anche il vento. Spagna-Italia. Attenzione qua, un po' arriva anche il temporale che mi sbatte la finestra e tutto. Bene. Porca miseria, sono anche coperto dallo spagnolo, vaffanculo. Dai raga. La Spagna già vira. Tra un po' tocca anche a noi. Qua la Spagna non so cosa cacchio sta facendo. Adesso io la priorità e cerco di approfittare. Adesso ce l'ha di nuovo lei, vaffanculo Spagna. Adesso ce l'ho io, però sono troppo distante per tentare una penalità. Se ce l'ha di nuovo la Spagna, attenzione, se non posso assolutamente beccare la barca spagnola, altrimenti è penalità. Un 3,60, devo fare un giro su me stesso, ovviamente voglio dire gara persa. Però siamo là raga, siamo là. Manca ancora tanto. Tra poco bisogna cambiare vela e andare di spinnaker ragazzi. La Spagna ha sempre la priorità. Speriamo di non averlo aperto troppo presto. Occhio alla boa che sono una penalità. Bravo. Con mai. Per poco era penalità, adesso via di spinnaker. 8 secondi di ritardo. Se devo prendere la boa di là, devo prenderla verso sinistra. Sono indietro però. Male. Sono 14 nodi, dai, veloce. Dai, comendone. Dopo devo tagliare a sinistra. Dai, il radar mi dà ancora secondo. Però ho recuperato qualcosa secondo me. Infatti siamo più vicini. No, merda, mamma mia che rischio, ho rischiato veramente di spaccare fuori tutto. Adesso ho perso però, quello che ho guadagnato forse l'ho riperso, porca miseria. Qua ho fatto veramente una virata rischiosa e ciao. Vecchia mia, dai, cazzolina. La Spagna è bella in vantaggio. Pazienza. Un gioco da anni, cacchio.
ho perso ancora. Ci vuole l'errore spagnolo, ce l'ho in quel posto, raga. Occhio, occhio. Ok. Ho un distacco di 21 secondi, ragazzi. Adesso devo tirare fuori tutto quello che ho. Dai. Ma sto vento che mi cambia direzione ogni 10 secondi. Dai vecchio, spingi, dai comandone, dai. Vogliamo l'errore della Spagna, vogliamo l'errore della Spagna. Il gioco è molto tattico, devi sempre trovare la direzione giusta, tutto giusto, è veramente dura, ragazzi, potete vedere anche voi che non è facile. È bastata una partenza sbagliata per compromettere tutta la gara. Avevo anche recuperato qualcosa, ma come si dice, la virata, quella sbagliata, mi ha portato a perdere più di 15 secondi solo con quell'errore. Ormai la Spagna se ne sta andando verso il successo, bisogna sperare in un errore, magari che tocchi la boa o che cazzo ne so, si incoglionisca, ma se no la vedo molto dura. E qua una sensibilità veramente. Dai spagnolino, fammi l'errore. Niente, sono già all'arma, Neanche un miracolo ci può salvare. Almeno recuperare qualcosa, dai, in questa prima gara dimostrativa. Beh, non guardate tanto il risultato, raga, questa è la prima gara dopo un po', se mi devo allenare. Se vi piace, me lo dite, e vado subito col campionato. Invece l'Olimpiade la faccio tra un po', così, insomma, stacco un attimo, perché ormai con le Olimpiadi sono fuso, avrò giocato tipo 1000 ore. Niente da fare. Allora, la Spagna è già la boa, e forse anche aumentato il distacco. A occhio aumentato, No, porca puttana, fammi l'errore, Spagna, da fare. Vediamo quant'è il distacus. Sì, secondo me supera abbondantemente i 21 secondi. Mamma mia, raga, che disastrus. Allora, sono uno spinnaker asimmetrico. ...42 secondi, raga. Che bello, Sono soddisfazioni queste, è la prima volta, la prima gara dopo tanto tempo, fare 40 secondi di distacco non è male. Insomma, dobbiamo arrivare alle due boe verdi là ed è finita la gara. Cerchiamo di recuperare qualcosa, ragazzi, cerchiamo di sfruttare il vento con la cosa rossa che, diciamo, non è, come si dice, non è proprio corretto perché è rischioso, basta una manovra sbagliata e ciao, però non ho altre alternative. Dai, aumenta, dai. Lo spagnolo è sto stronzo mignottoso, maledetto.
Dai che voglio recuperare almeno, voglio dimostrare. Sì, ciao. Niente da fare, troppo in vantaggio ragazzi. Ho sbagliato anche molto, comunque cioè non solo nella partenza, ho fatto parecchi errori, li paghi tanto su questo gioco, è veramente dura, cioè il primo errore sei finito. Va bene. Solo che è chiaro che è mancata un po' la suspense della gara, ma dovete immaginarvi ragazzi che tantissime volte la maggior parte sei lì per vincere, quindi questa è solo una dimostrazione così fatta un po' velocemente, ma non pensate che tutte le gare finiscano così, ecco. Può capitare che vinca io di brutto, che perda così, ma la maggior parte delle volte è combattuta. Ah, mi prendo un bel distacco di merda. E niente, vabbè, è andata. Ormai è finita. Corri Forest, corri. Oh, che cosa, porca miseria. Vado con un ritardo superiore al minuto, Ok. Un minuto giusto. Buono raga, è andata. Non ci vado 3, sì, un minuto. Ecco raga, avevo fatto questa, diciamo, prima regata così, un attimo per vedere un attimo il gioco, chiaramente adesso devo allenarmi bene. Io posso fare il campionato che sono una decina di regate e vi assicuro che quando prendo la mano è bello perché veramente sei lì, vuoi fare la penalità, sei proprio anche a pochi secondi di distacco. Quindi ragazzi, se vi piace il gioco, se avete voglia di scoprire un nuovo tipo di videogiochi, insomma un po' diverso dagli standard normali, e io sono qua pronto a fare video. Le Olimpiadi invece tra un pochino, le Olimpiadi invernali. Un saluto dal Comendone. Ciao!